Buonasera da Daniele Maffei e benvenuti al Pala Barzanchi, settima giornata di campionato di Serie 1 hockey su pista 2024-2025, il 102esima stagione per questo sport. Le partite in programma stasera iniziano alle 20:45, quindi in questo istante Sarzana contro Grosseto, Monza contro Novara, Valdagno contro Amatori Lodi, Follonica contro Giovinazzo e Sandrigo contro Trissino. Tra pochissimo alle ore 21 il derby tra il GB MEC CGC Viareggio e la Canniccia Motor Club Forte qui al Pala Barzanchi. E poi domani il posticipo alle ore 18 Montebello contro Bassano. La classifica Trissino, Lodi e Forte dei Marmi 15 punti, Valdagno 14 punti, Bassano 10 punti, Follonica e Centro Giovani Calciatori Viareggio 9 punti, Grosseto 7 punti, Monza 6 punti, Novara, Sarzana e Montebello con 4 punti, Giovinazzo con 2 punti e Sandrigo con 1 punto. Vi ricordiamo che Trissino e Follonica hanno una partita in meno che verrà recuperata prima di Natale. I marcatori della Serie A1 con 10 reti Saavedra del Grosseto, Galbas del Bassano e Sanchez del Valdagno, con 8 reti Mura del Centro Giovani Calciatori Viareggio e Giuliani del Valdagno. I marcatori del centro: Federico Mura 8 reti, Samuele Muglia 5 reti, Romeo Danna e Luca Lombardi con 2 reti, Alex Raffelli ed Elia Cinquini con 1 rete. I marcatori del Forte dei Marmi con 6 reti: Enric Torner, Patricio Ipinazar ex bianconero e Andrea Borgo, con 4 reti Federico Ambrosio, con 1 rete Francisco Ipinazar e Diego Chereques. Adesso è il momento delle formazioni, quindi io lascio la parola al mio compagno di viaggio, Roy Lepore. Buonasera anche da parte mia e ben trovati per questo importantissimo derby che ritorna in Serie 1 qua alla Pala Barzanchi tra le due formazioni, l'Hockey Forte e il Centro Giovani Calciatori. Le squadre, dopo aver effettuato il riscaldamento, sono negli spogliatoi per il riconoscimento e la chiama, come si dice in questi casi, per gli arbitri, che sono Alessandro Eccelsi di Novara, Roberto Giovine di Salerno e Massimiliano Carmazzi di Viareggio, l'arbitro ausiliare. Il Forte dei Marmi recupera già da un paio di settimane, seppur non al 100%, il suo bomber Federico Ambrosio, che lamenta una piccola frattura alla mano e quindi è ovvio che non sia al 100%, ma è sempre un giocatore importantissimo. Intanto stanno facendo ingresso nella tribunetta lato mare del Pala Barzanchi, che il nostro operatore sta inquadrando, i supporters del Forte dei Marmi, a cui sono stati destinati 100 biglietti dalla società del CGC Viareggio su disposizione della questura di Lucca. Sentite ora subito la risposta dei tifosi del Centro Giovani Calciatori, che sono abbastanza numerosi anche stasera qua sulle tribune. La carrellata va su di loro, poi ci sarà una grande coreografia quando le squadre entreranno in pista, quindi ovviamente dopo la ripresa è per loro. Ma vediamo le formazioni. L'Hockey Forte schiera Gnata col 22, Federico Ambrosio con il 5, Borgo 6, Kerkes con il 7, Gabriel Ambrosio con il 33, con il 55 Patrizio Ipinazar, con il 78 Giovannelli, con l'87 Francisco Ipinazar, con il 99 Enrico Torner e con il 44 Raffaello Ciupi, l'allenatore Mirko De Gelone. Il Centro Giovani Calciatori risponde con Pablo Gomez in porta con il numero 17, Puccinelli numero 5 con il 9 Muglia, con il 21 Corea Federico Mura, con l'11 Danna, con il 7 Rosi, con il 37 Alex Raffaelli, con l'8 Elia Cinquini Lex, con il numero 1 Lombardi, con il numero 94 Emiliano Torre. Intanto è entrato in pista
la formazione dell'Hockey Forte. Allenatore Alessandro Cupisti, anche lui come Elia Cinquini è un ex, mentre nelle file del Forte dei Marmi, come ha detto prima Daniele nell'introduzione della telecronaca qua dalla Pala Barzacchi, è Patrizio Ipinazzara. Ambiente disteso anche dal punto di vista che deve essere così tra le rispettive dirigenze, con cordialità, perché questo deve essere lo sport, poi alla fine vinca chiaramente il migliore. Intanto il pubblico di Marca Viareggina attende l'ingresso in pista della squadra. Cominciano a prepararsi. Sì, della squadra bianconera. Ci sono anche bandiere del Carnevale di Viareggio. A tal proposito ricordo, per chi non lo sapesse, che Daniele Maffei è anche la voce ufficiale del Carnevale di Viareggio, e quindi senza dubbio è importante. Abbiamo la presenza anche di Carlo Fontana, un nome importante dal punto di vista dell'informazione, lui responsabile condirettore delle testate della Rai 3 con il TG3 regionale. E anche lui vicinissimo al Carnevale, tutti gli anni. Lui appunto vicinissimo al Carnevale. La diretta. Lui ha iniziato con Radio Forte dei Marmi a fare le dirette proprio quando anche noi iniziavamo con le nostre dirette con il 100 giovani calciatori, e stasera ci siamo ritrovati qua sulle tribune del Pala Barzacchi. Anche questa direi è una bella cosa, perché l'hockey poi rimane dentro, no? Anche nonostante così si avanzi con l'età, come si dice in questi casi, però lo spirito è sempre quello dell'inizio di questa grande carriera, con i nostri grandi tecnici del grande lavoro che fanno tutti sabato sera. Noi attendiamo la squadra degli giovani calciatori, e poi la coreografia che sarà sicuramente, ecco, sta per scendere anche uno striscione, dicono il coreografo della tifoseria dice di attendere un attimo, perché sono state portate tutte anche delle bandierine, ecco, le bandiere bianconere. Le vediamo subito sventolare il nostro operatore, è già lì che sta già facendo questa carrellata meravigliosa sulla tribuna centrale del Pala Barzacchi. Anche queste sono immagini belle che da Viareggio, dal Pala Barzacchi, irradiamo in tutta Italia, in tutto il mondo, attraverso la diretta YouTube della FERS, e quindi senza dubbio anche questa è una bellissima cosa. Tra un attimo scenderà anche lo striscione, Daniele, con una scritta di un nostro poeta molto importante. Di Tobino, Viareggio intestinato in te spero morire. In questo caso c'è scritto in te spero morire, manca Viareggio, ma insomma questa dedica importante a Tobino da parte dei tifosi bianconeri. Ecco che sta scendendo lo striscione. Quindi c'è anche un tocco di poesia, no? Nella tifoseria viareggina. Questa scritta è anche sul molo di Viareggio, fatta da appassionati, che si vede da lontano, viene sempre immortalata con tante foto, e quindi senza dubbio. E poi insomma un bel pubblico, una bella cornice di pubblico ci voleva, no? Al Pala Barzacchi dopo alcuni anni stiamo, anche grazie alla squadra viareggina che sta giocando un ottimo campionato, cominciamo a vedere il pubblico che arriva, ma poi insomma anche chi è arrivato da Forte dei Marmi è sempre una partita sentita, e il Viareggio venderà cara la pelle contro i campioni d'Italia. L'anno scorso hanno vinto il campionato, anche la Coppa Italia, il Forte dei Marmi, e quest'anno è ancora lì a dire la sua, nonostante che sia stato un po' ridimensionato da parte della società, ma insomma il Forte, come abbiamo detto già in precedenza nell'introduzione, è là in testa alla classifica. Roy. Intanto ovviamente il Forte dei Marmi con la maglia tradizionale rosso-blu, il 100 giovani calciatori con la maglia bianconera, entrambe le squadre nell'intermezzo infrasettimanale del campionato di Serie 1 hanno conquistato una vittoria per parte, quindi arrivano qua molto carichi. Guardiamo la coreografia meravigliosa, eccola qua. Eccola qui la coreografia. La coreografia per i bianconeri. La coreografia sulla grande tribunetta del Pala Barzacchi, senza dubbio è meravigliosa, viene immortalata anche dalle telecamere Rai, quindi senza dubbio anche questo è un bel colore importante, proprio perché noi mandiamo chiaramente queste immagini proprio dappertutto, ed è bella questa festa, perché lo sport deve essere questo, la festa di una partecipazione, di un agglomerato di persone che si ritrovano proprio per
un appuntamento importante come questo di un derby tornato le in squadre Serie si A1. salutano, ci siamo quasi, Roy, manca pochissimo Sì, ormai. ricordiamo l'orario qua è delle 21 rispetto alle 20:45 delle altre piste con cui giocano. Dicevo appunto che il Forte ha vinto con il Monza mercoledì, il Centro Giovani Calciatori ha effettuato questo grande colpaccio sulla pista di Grosseto, infliggendogli la prima sconfitta della stagione contro l'ex tecnico Massimo Mariotti. Una prestazione superlativa di Federico Mura con 3 reti, ma anche chiaramente degli altri compagni di squadra, con Muglia andato in gol, con Lombardi anche, ma tutto questo complesso. Ma un grande applauso lo merita anche ovviamente la squadra del Forte dei Marmi, che con Mirko De Girone in panchina sta facendo crescere questi giovani che sono stati inseriti dalla Serie A2 proprio in prima squadra, a sopperire le partenze che ci sono state, ma lo zoccolo duro di questa squadra rossoblu è rimasta e chiaramente sta trasmettendo la mentalità giusta a tutti, anche questi giovani. Vai Daniele. Sì, guardiamo i quintetti base, Roy. Per il centro vediamo Pablo Gomez a difendere la porta bianconera, poi Liam Rosi, Capitan Romeo Danna, Elia Cinquini e Samuele Muglia. Questo il quintetto base iniziale, lo stesso che ha iniziato la sfida di Grosseto. Dall'altra parte vedo Patrizio Ipinazar, numero 55, l'ex bianconero, già pronto. Poi abbiamo Riccardo Gnata, il portiere capitano del Forte dei Marmi, a difendere la porta rossoblù. E poi con l'87 Francisco Ipinazar, il fratello di Patrizio Ipinazar. E poi col numero 6 Andrea Borgo, che sta davvero crescendo, e poi Enric Torner, numero 99. Dicevamo appunto di Borgo, che l'anno scorso era a Montebello come Patrizio Ipinazar, ma era già un giocatore Borgo del Forte, era stato dato un prestito al Montebello, è cresciuto tanto, quest'anno è tornato e pensate, e adesso con 6 reti è il capocannoniere della squadra insieme a Torner e Ipinazar, e vediamo che ha molta fiducia lui Mirko De Girone, che lo fa partire nel quintetto base. I direttori di gara, come ha già detto in precedenza Roy, sono Alessandro Celsi di Novara e Roberto Giovine di Salerno, l'ausiliario è Massimiliano Carmazzi di Viareggio. Manca davvero poco all'inizio, ai nostri cronometri manca più o meno un minuto, stiamo aspettando. C'è un problema nella rete della porta di Richignata. A proposito di Richignata, c'è anche stasera un bel confronto, Daniele, tra questi due portieri. Richignata, che è stato portiere della nazionale fino ai mondiali di quest'anno, l'ha lasciata, ma ovviamente non ha bisogno di nessuna presentazione, e dalla parte opposta Pablo Gomez, che sicuramente in questa prima fase del campionato ha fatto vedere grandi cose. Richignata è stato messo nella squadra ideale di questa settimana dalla Fersa, quindi senza dubbio, ma come c'era stato anche già Pablo Gomez, quindi senza dubbio. Intanto Alberto Fortuna, il meccanico del Centro Giovane Calciatori, va a sistemare la rete, ha visto nel suo controllo proprio Eccelsi, arbitro internazionale che ha arbitrato la finale del mondiale, del mondiale, e quindi senza dubbio stasera c'è la crema anche dal punto di vista dei direttori di gara, e quindi ancora c'è qualche problema, vedete lì a ridosso della rete della porta difesa da Richignata. È arrivato anche un collaboratore del Forte dei Marmi per dare così un sostegno. Ci siamo, Roy? Ci siamo, perché si parte. C'hanno l'auricolare, vedete, Patrizio Ipinazar sulla pallina. Si parte per questo derby tra Centro e Forte. Si va Patrizio Ipinazar, va da Torner, poi scarica per Andrea Borgo. La conclusione è bravo Gomez, recupera la pallina Rosi, riparte il centro con Samuele Muglia, prova il tiro di poco al lato. Siamo partiti subito fortissimo. Eric Torner manda avanti questa pallina, che poi viene recuperata dai giocatori di Cupisti. Capitan Danna va da Elia Cinquini, numero 8 bianconero. Liam Rosi, si va a destra da Danna,
ancora Cinquini si accentra, scarica per Liam Rosi, Samuele Muglia, numero 9, va da Cinquini, da fuori, è attento Gnata, poi recupera la pallina in qualche modo Ipinazar, Patrizio, l'ex bianconero, si va da Borgo, ancora Ipinazar, scarica lì per Torner, numero 99, lo spagnolo del Forte, dietro la porta di Gomez, pressato da Rosi, controlla ancora lui la pallina, va fuori, la conclusione che arriva da parte di Borgo sul suggerimento di Francisco Ipinazar, poi un po' di confusione, si riparte con Samuele Muglia dalla parte opposta, prova la conclusione, ci mette il guantone e dice di no Ricky Gnata, riparte Andrea Borgo, il numero 6, scarica lì per Ipinazar e attento Gomez su Francisco Ipinazar, può ripartire il centro, 23-30 alla fine della prima frazione, 0-0 tra CGC e Forte dei Marmi, avanza Elia Cinquini molto bene, poi torna fuori da Rosi, ancora per Elia Cinquini, ex del Forte, campione d'Italia anche lui e vincitore della Coppa Italia anche lui con la maglia rosso-blu l'anno scorso, ancora il possesso bianco-nero da parte di Samuele Muglia che avanza, supera il centropista, prova questa conclusione un po' sporca, poi c'è un fallo, viene richiamato Muglia, c'è fallo su Ipinazar, c'è il blu, non ha avuto dubbi e Chelsea, blu a Muglia per questo intervento su Patrizio Ipinazar, era lì e Chelsea e non ha avuto dubbi, blu per Samuele Muglia, quando siamo a 22-58, adesso c'è il tiro diretto, Andrea Borgo è pronto contro Gomez, quando siamo a 22-58 dalla fine della prima frazione e Chelsea è pronto a dare il via, fischia Chelsea, Borgo avanza, ancora Borgo, gol! E c'è il gol Di Borgo a 22-54 sul tiro diretto, Borgo trova il vantaggio per il Forte dopo il blu per Muglia, è arrivato il vantaggio, molto bravo Andrea Borgo in questa circostanza, è stato molto freddo, ha allargato praticamente e poi ha scavalcato e mettendo la pallina alle spalle del portiere Pablo Gomez per l'1-0 del Forte. 22-54, 1-0 Forte Roy. E quindi c'è subito la partita che si è messa in salita per la squadra di Alessandro Cupisti dopo appena 3 minuti dal via per questo aggancio che c'è stato con una pallina che per poco non stava per ingannare Ricky Gnata, che l'ha vista all'ultimo momento e è andata al lato. Riparte subito il Forte che conduce ovviamente subito, come detto, in vantaggio sul tiro diretto trasformato da Borgo. Settimo gol in campionato di Borgo. L'avevamo detto proprio all'inizio di questa telecronaca che questo è un ragazzino che è cresciuto molto con le esperienze passate, gli ha fatto bene andare a giocare, perché se fosse rimasto probabilmente a Forte dei Marmi l'anno scorso avrebbe avuto poco spazio e lui è maturato, la società lo ha riportato alla casa madre dove lo aveva preso e quindi è arrivato pronto per poter giocare in pianta stabile, poi approfittando anche dell'infortunio alla mano, come detto, di Federico Ambrosio, ha trovato lo spazio giusto e ha ripagato alla grande l'allenatore Mirko De Gerone, che gli ha dato fiducia. Intanto Mirko, che è ritornato in panchina dopo aver ricoperto il ruolo di direttore sportivo quando allenatore era Alessandro Bertolucci, adesso sulla panchina del Bassano, però si è fatto trovare subito pronto in questo ruolo che già aveva ricoperto il tecnico rossoblu e sta cercando proprio anche di fare un buon lavoro. Intanto l'ex di turno Elia Cinquini nelle file del Centro Giovani lascia Mura, che nel frattempo è entrato in pista. 3 gol per lui mercoledì a Grosseto. Ovviamente la società bianconera si aspetta molto da questo ragazzo arrivato da Giovinazza, è andata alla conclusione smorzata dalla racchetta di Ricky Gnata. Il Centro Giovani Calciatori
comunque sta cercando ovviamente di reagire a questo gol preso a freddo su tiro diretto per il blu a Samuele Muglia, che aveva agganciato Patrizio Ipinazzar. Borgo ancora va al tiro, la stoppata con la racchetta da parte di Pablo Gomez, Danna, poi ancora Mura, Rosi viene incontro al compagno di squadra lateralmente Cinquini, che con l'aiuto della sponda è riuscito a controllare la sfera. Poi Mura, il forte si chiude, non consente a Mura di poter tirare, e quindi è Borgo che gli ha soffiato la pallina. Poi riparte con Francisco Pinazzara, va nell'angolina a rintanarsi, Mura da una parte, Danna dall'altra, cercano di ostruirgli il passaggio, ma in qualche modo il Forte dei Marmi è andato in profondità. Con il numero 55 Patrizio Pinazzara c'era stata una deviazione a volée e quindi è andato fuori di poco la pallina. Riparte il centro, Elia Cinquini, 20 minuti alla fine del primo tempo, 1-0 per il Forte dei Marmi, con il tiro diretto realizzato da Borgo a 22:54 dalla fine del primo tempo. Ci prova Mura da fuori, trova una selva di gambe, però ancora lui che poi va giù, tutto regolare, può ripartire Patrizio Ipinazzar, va da Francisco Ipinazzar, ancora per Borgo che mette questa pallina al centro, non trova nessun compagno, la recupera la difesa bianconera, Rosi e poi Cinquini, riparte Capitan Danna, superato il centropista, qua a sinistra, trovato nell'angolo Federico Mura, è lui che in possesso di pallina scarica per Rosi, si va ancora da Capitan Danna, che poi trova ancora Federico Mura, che si accentra, prova la conclusione, rimpallata da Patrizio Ipinazzar, però viene recuperata la sfera da Liam Rosi, ancora Elia Cinquini, trova Federico Mura, il possesso bianconero, ancora possesso per 10 secondi dei bianconeri, devono tirare, Mura provava l'alza e schiaccia, poi c'è il time out che viene chiesto dal Forte dei Marmi, dovrebbe essere possesso bianconero, quando mancano 18:59 alla fine del primo tempo, il parziale di 1-0 per la formazione di Mirko De Gerone, con il gol di Andrea Borgo, il 7° gol in campionato di questo giovane giocatore classe 1997, che dopo l'esperienza dell'anno passato a Montebello è tornato a vestire la maglia rosso-blu ed è cresciuto davvero tanto e lo ha dimostrato in questo inizio di stagione. Intanto vediamo un po' anche gli altri risultati dalle altre piste. Sassana Grosseto 1-0, Monza Novara 2-1, il Lodi vince 1-0 a Valdagno, Colonica Giovinazzo 0-0, mentre il Trissino sta vincendo 3-1 a Sandrigo. Questi i parziali dalle altre piste. Vi ricordo che le altre partite sono tutte iniziate alle 20:45, esclusa questa del Pala Barzacchi, che è iniziata alle ore 21, è tornato in pista Muglia per il centro, tocca lì per Federico Mura, ancora Federico Mura va fuori da Liam Rosi, uscito il capitano bianconero Danna, Liam Rosi a destra, scarica per Federico Mura, in possesso di pallina, va fuori da Elia Cinquini che finta il tiro, poi salta Borgo, ancora Cinquini, si ferma, ragiona, va molto probabilmente dalla parte opposta da Muglia, sì, Samuele Muglia, 18:35, 1-0 per il Forte, Elia Cinquini, la pallina rimane lì, viene recuperata poi da Rosi dopo un primo controllo non facile di Mura, ancora Cinquini, il tiro da fuori, la pallina che viene recuperata da Muglia, ancora possesso bianconero, ma 5 secondi, deve tirare il centro, tira con Muglia, colpisce il pattino di Ipinazzar con questa palla che si impenna, è stata colpita da Francisco Ipinazzar la pallina, quindi possesso bianconero, mancano 2 secondi, subito il tiro di Muglia e può ripartire il Forte. 18:10, Francisco Ipinazzar va da Patrizio Ipinazzar, ancora Francisco Ipinazzar, il possesso dei rossoblù, ancora per Borgo, autore del gol del vantaggio della squadra campione d'Italia. Patrizio Ipinazzar va da Francisco Ipinazzar, ancora lui mette questa pallina al centro, recuperata da Mura che cerca di uscire, non ci riesce, poi per fortuna la recupera Elia Cinquini, ancora Federico Mura che avanza, il tiro di Mura, non ha colpito benissimo la pallina, ancora lui, poi va giù, vediamo, tutto regolare, si continua, ancora possesso centro con Mura nell'angolo
che va fuori da Cinquini, ancora Elia Cinquini per Rosi, ci provano i bianconeri, 17:20 ancora il possesso bianconero con Rosi che va da Muglia, 23 secondi, ancora Muglia in possesso di pallina dietro la porta di Ignata, recuperano i giocatori del Forteroi. Messo fra due avversari, ha perso la pallina il bomber Viareggino, da indietro comunque a Mura continua il duello con i difensori del Forte dei Marmi, ora con una pallina alta e c'è con un'entrata, un intervento da parte di Enrico Torner su Samuele Muglia. L'arbitro Eccelsi era lì. Fallo di squadra per il Forte. Sì, c'è il fallo di squadra per il Forte, l'entrata abbastanza energica di Enrico Torner per fermare e non consentire a Muglia di girarsi. Tanto saltano i supporters del Forte dei Marmi nella tribunetta lato mare, da lontano ci prova Rosi, la pallina viene intercettata da Francisco Ipinazzara, la manda in profondità per il fratello che scambiano con Enrico Torner, poi ancora va giù Muglia, c'è il blu per Ipinazzara, probabilmente per Patrizio Ipinazzara, c'è il blu, c'è rosso per Patrizio Ipinazzara, e quindi un fallo di reazione, molto probabilmente ha visto il Chelsea. C'è il rosso per Patrizio Ipinazzara, rosso diretto al 16:16, rosso diretto per Patrizio Ipinazzara che è l'ex di turno, quindi il Forte dei Marmi ora non so potrà, se dalle immagini non riusciamo a vedere qualcosa, Roy, e c'è perché è stato il questo tiro diretto e il tiro diretto per il Centro Giovani Calciatori che è affidato a Federico Mura contro Ignata. Anche in questo caso era stato l'arbitro del Chelsea, come nel blu a Muglia, che ha consentito a Borgo di segnare il gol del vantaggio dell'1-0. Anche in questo caso non ha avuto dubbi, ha dato il rosso subito a Patrizio Ipinazzara. C'è tiro di Mura, vediamo se riuscirà a sfruttare la situazione. No, perché è stato bravo Ignata a respingere questa sua conclusione forte. Ora con l'uomo in più il centro, Roy. Ora è chiaro che il Centro Giovani Calciatori vuol cercare di sfruttare questa superiorità numerica quando siamo a 15 minuti e 55 secondi dalla fine di questo primo tempo. È ovvio che il Forte dei Marmi ha perso un giocatore importante, attenzione perché c'è Mura che a tu per tu di Ignata, cercato un alza e schiaccia dal dietro, possibilità di contropiede di Borgo per il Forte dei Marmi, davanti a lui ha trovato Elia Cinquini, va anche Muglia in tutto regolare del compagno, parte il Centro Giovani in contropiede con Cinquini, il palo, colpisce il palo da parte di Elia Cinquini, che poteva chiaramente trovare il gol dell'ex del pareggio. Una conclusione molto potente da parte di Elia Cinquini, che ha sfiorato il pareggio. Il centro con l'uomo in più tenta ora il tutto per poter cercare di riportare in parità la partita, che lo vede sotto 1-0 per il gol di Borgo. Riparte il Forte dei Marmi con Francisco Ipinazzara che va a terra. C'è il fallo di Mura. C'è Mura che è andato su di lui, siamo 1-1 come falli di squadra, 1-0 invece il punteggio a favore del Forte dei Marmi. Il palo di Elia Cinquini che ha sfiorato poco fa il pareggio, e ora è pronto Federico Ambrosio a entrare in pista, anche se non al 100%, il bomber rosso-blu per un problema hanno chiesto il time out proprio per consentire chiaramente alla squadra di respirare un attimo dopo questo forcing in questo momento
del primo tempo in cui stanno giocando con Mura! c'è il gol di Mura. Federico Mura ha sorpreso Gnata con questo tiro Mura secco forte 14-29. 14-29 il bomber Federico Mura Giurdeo con una conclusione forte e Mura. precisa e ha trafitto Muglia chiama il palazzetto. Ha trafitto Ricky Gnata, che probabilmente non si aspettava questo tiro da fuori da parte del giocatore del centro giovani calciatori. E poi noi anche per l'Argentina il nono gol in campionato, insomma abbiamo trovato un giocatore importante per l'attacco bianconero. Sì, come stavi dicendo prima del buon momento di Borgo, esatto, in questa fase iniziale della partita, bravo. Il centro giovane calciatori ha trovato proprio Federico Mura, che in certi momenti è un po' troppo irruento proprio per la sua voglia, per la sua sempre di fare, però il suo apporto fino a questo momento alla maglia bianconera lo ha dato, e come, per questi gol che ha realizzato, alcuni di questi anche molto importanti, pesanti, come chiaramente questo soprattutto. Tanto noi siamo in parità, è entrato Ambrosio. Questo che ha riportato il punteggio sull'1-1. C'è intanto Federico Ambrosio, come ha detto Daniele, che ha fatto il suo ingresso in pista, sta controllando la pallina insieme con Muglia, il bomber del Forte dei Marmi. A proposito, va cambiata, Muglia è andato da un dirigente del centro giovani calciatori a dire che di recuperare un'altra pallina, e ora chiaramente il Forte dei Marmi con Federico Ambrosio, che è andato nella zona di circostanza di copertura di Elia Cinquini, è un elemento sicuramente importante nell'economia del gioco del Forte dei Marmi e anche della nazionale azzurra. Peccato che non abbia potuto disputare i mondiali proprio per questo, perché era infortunato. È una stagione l'anno scorso davvero da dimenticare dal punto di vista degli infortuni, anche se chiaramente da di fuori ha portato quella esperienza ai compagni che hanno vinto lo scudetto nella finale con il Trissino meritatamente, e quindi Federico Ambrosio è un valore aggiunto che tutti vorrebbero avere, ovviamente buon per il Forte che ce l'ha. Si riparte, Federico Mura, autore del pareggio bianconero, 9 gol in campionato per lui, l'argentino del centro. Ha iniziato questa stagione davvero bene, quella di oggi è la sua nona rete in campionato, un bomber importante per il centro. Intanto c'è un fischio, una irregolarità di Borgo, quindi il possesso della pallina torna ai bianconeri. Elia Cinquini parla con Federico Mura, intanto è pronto Luca Lombardi a scendere in pista per i bianconeri. Elia Cinquini avanza qua a destra sopra il centropista, poi torna fuori da Liam Rosi, ancora Liam Rosi, ancora per Elia Cinquini, si va dalla parte opposta, Federico Mura, avanza l'argentino bianconero, salta il Pinazzar, cerca di saltare anche Borgo, si ferma, torna sui suoi passi, però inciampa sui pattini, può recuperare il Forte. Eric Torner cercava di aprire per Federico Ambrosio, ma recupera il centro con Mura, ancora Mura davanti a Gnata, bravissimo Ricky Gnata, ci ha messo la stecca e ha detto di no al bomber bianconero. Che bel derby, 12:45 la traversa di Ambrosio, da una parte all'altra senza respiro, da una parte all'altra senza respiro. Ancora il centro con Muglia, dietro la porta di Gnata, cerca l'alza e schiaccia, recupera la pallina Federico Ambrosio. Avanza lui sopra il centro pista, va da Francisco Ipinazzar, che poi trova ancora Ambrosio. Ancora Ambrosio per Ipinazzar. Qua giù a sinistra Francisco Ipinazzar viene fermato molto bene da Federico Mura, poi riparte il centro, Elia Cinquini avanza a destra, alza la testa, si accentra, scarica molto bene per Muglia, che mette questa pallina al centro per Rosi, che non ci arriva, poi recupera la pallina Liam Rossi, ancora il centro a premere, Muglia per Rosi, ma bravissimo Ipinazzar a recuperare questa pallina. Può ripartire la squadra rossoblu, si va da Torner, 11:50, partita bellissima. Torner va da Federico Ambrosio, ancora fuori per Ipinazzar, che cercava ancora Ambrosio, non lo trova, recupera la pallina Rosi, può ripartire il centro, Rosi a destra, passa dietro la porta di Gnata, poi scarica lì per Mura. Possesso di pallina per Federico Mura, che si accentra, ancora lui in possesso, forse chiede troppo a se stesso ed è bravissimo Ambrosio a recuperare questa sfera qua a sinistra.
poi la appoggia per Torner che trova molto bene Borgo, ancora questa pallina al centro per Ambrosio che dice di stare calmo a Borgo, intanto fuori Mura, dentro Lombardi, voleva più calma l'attaccante rossoblu da parte del compagno. Luca Lombardi, siamo dalla parte opposta, 11 minuti alla fine del primo tempo, 1-1, i falli di squadra sono 2 per il Forte, 1 per il Centro, ma ricordiamo il rosso diretto che è stato sventolato da Eccelsi all'ex bianconero Patrizio Ipinazar. Adesso è il Forte che può avanzare a 10:35, si va ancora ad Ambrosio qua a sinistra, viene ancora trovato Ipinazar. A questo punto chiamiamo Ipinazar, non diciamo più il nome visto che suo fratello è negli spogliatoi dopo il rosso. Borgo a destra trova Ambrosio, alza la testa, guarda dove sono i compagni, possesso ancora di 15 secondi, poi molto bravo a rubargli la sfera a Luca Lombardi, riparte Samuele Muglia, scarica per Rosi, era quasi riuscito Ambrosio a toccare questa pallina, poi la gran botta di Muglia e ci ha messo ancora una volta il guantone Gnata a dire di no. 10:04, arriva il time out chiesto da Alessandro Cupisti, torna in pista Danna, esce Muglia, quindi torna in pista il capitano. Guardiamo anche se abbiamo gli aggiornamenti dalle altre piste. Il Grosseto in vantaggio 3-1 a Sarzana, poi il Monza vince 2-1 con il Novara, il Lodi vince ancora 1-0 a Valdagno, il Giovinazzo sta vincendo 1-0 a Follonica e il Tristino sta dilagando a Sandrigo 5-1. Qua al Palabarzacchi 1-1 con il gol di Borgo su tiro diretto a 22:54 e poi il pareggio di Mura a 14:29. Poi ricordiamo anche il rosso diretto per Patrizio Ipinazar. Si sta per ripartire, mancano 10:04, centro con Gomez in porta, poi Cinquini, Lombardi, Danna, Rosi, dall'altra parte Gnata in porta e poi Ipinazar, Borgo, Ambrosio e Torner. Si riparte, è pronto Giovine a dare il via con Borgo. 10 minuti alla fine del primo tempo, 1-1. Roy. Pronto probabilmente ad entrare in pista anche Alex Raffaeli nelle file del Centro Giovani Calciatori che si sta riscaldando. Probabilmente ecco la differenza anche tra le due formazioni è che il Centro Giovani Calciatori può disporre probabilmente di una panchina più lunga rispetto a quella del Forte dei Marmi e consentire di respirare un po' di più ai suoi giocatori, come in questo caso sono fuori entrambi gli attaccanti Mura e Muglia, che sono stati determinanti in questo percorso iniziale della stagione del CGC Viareggio. Però chiaramente gli uomini che sono in pista effettivi del Forte dei Marmi sono di estremo valore. È chiaro che non potendo ora utilizzare Patrizio Ipinazar, espulso con il rosso, fra l'altro ex di turno, è per Mirko De Girone un handicap perché ha una sostituzione in meno. Ha una sostituzione in meno, intanto 2 falli di squadra ciascuno per Forte dei Marmi e Centro Giovani Calciatori. Sostanzialmente, considerando che siamo a 8 minuti e 54 secondi dalla conclusione del primo tempo, è un primo tempo sostanzialmente possiamo definirlo corretto, anche se c'è stato questo rosso su Ipinazar e poi intanto c'è il Forte dei Marmi che si era portato minaccioso verso la porta di Pablo Gomez che si è steso per terra e ha chiuso in parte la saracinesca. Elia Cinquini in avanti, poi come detto questo blu che aveva sbloccato il risultato per il Forte a Samuele Muglia, sempre con Alessandro Eccelsi protagonista. Intanto Luca Lombardi si era portata al tiro, la corta respinta di Danna non è stata sfruttata alla bene da Romeo Danna, ma è stato bravo il portiere Richignata che gli ha
non consentito di poter colpire pulito, come si dice in questi casi, la pallina. Intanto intuisce bene Luca Lombardi un retropassaggio da parte di un giocatore del Forte dei Marmi, tra l'altro anche lui è uno degli ex, insieme a Cinquini e Cupissi, nelle file del Centro Giovani Calciatori, che hanno vestito la maglia del Forte dei Marmi e anche allenato come Cupissi la squadra rosso-blu. E ancora proprio Cinquini indietro per Lombardi, parte da lontano, attenzione con questi dribbling a non rischiare di perdere la pallina, perché potrebbe dopo mettere nella condizione il Forte dei Marmi di venire pericolosamente in avanti, con Danna che non ha fortuna in questo caso a colpire la pallina che era scesa dall'alto sul precedente tiro di un compagno di squadra. Ambrosio intanto fa il guastatore, come si dice in gergo, nell'area via Regina. Ora è dietro la porta bianconera, c'è Rosi su di lui, Enrico Torner indietro ai Pinazzara. Ambrosio viene incontro, attenzione perché può voltarsi e può tirare, ma invece non tira. C'è il fischio dell'arbitro che dà la possibilità al Centro Giovani Calciatori di ritornare in possesso di pallina. Intanto entra Alex Raffaelli, è uscito Cinquini e Alex Raffaelli viene subito in avanti, ha toccato la sua prima pallina. Rosi laterale, dribbla, tira e c'è ancora una volta Agnata, attentissimo il portierone dell'Hockey Forte dei Marmi che si è disteso. Borgo, siamo a 6 minuti e 34 secondi dalla conclusione del primo tempo. Recuperata la pallina nella propria area di rigore da parte del Viareggio con Danna, viene in avanti con Rosi, in profondità c'era andato Lombardi, la pallina indietro da Alex Raffaelli. Il tifo viareggino che si fa sentire, quello fortemarmino anche, è un bel derby anche sulle rispettive tribune, dalla parte della gradinata dall'altra, proprio perché è sentito, è ritornato in Serie 1 e questo sicuramente è una bellezza per questo sport. Che intanto Rosi fa un affondo tutto da solo, era venuto un po' in avanti nella sua porta, Richignata con grande mestiere è riuscito a chiudere lo spazio per non consentire al giocatore viareggino di tirare. Ora va a sistemarsi la visiera, respira in questo momento il centro. Intanto Parra ancora giovine con i Pinazzar. È bello anche questo spiegarsi in pista da parte degli arbitri con i giocatori, come pure anche Eccelsi aveva giustificato a Muglia il motivo per cui lo aveva allontanato proprio ancora Eccelsi sta parlando, e ora Eccelsi parla con Tornare e Rosi. E bisogna fare anche gli educatori tra virgolette in pista, non solo chiaramente essere lì i censori, perché l'arbitro fa parte del gioco. Senza gli arbitri, bisogna ricordare, non si gioca in nessuno sport. Si va con la pallina a 2. Rosi aveva provato la conclusione, bravissimo Ognata, ci ha messo il guantone, poi Rosi ha riconcluso al lato. Siamo dalla parte opposta, è entrato in pista Diego Kerekes, il numero 7 del Forte dei Marmi, altro giovane, è cresciuto l'anno passato con la 2 del Forte, che ha conquistato la prima squadra. Il Forte ha lavorato molto bene con questi ragazzi, questi 4 ragazzi che poi sono entrati a far parte quest'anno della prima squadra. Ancora Kerekes, viene sporcata questa pallina che si alza troppo secondo Eccelsi. 5:41, bisogna ripetere tutto. Rosi sulla pallina, il Forte con Kerekes che va da Torner, si va da Ambrosio dalla porta bianconera. Ancora Ambrosio in possesso, cerca la conclusione 2 volte, attento Gomez, anche se i tiri non erano fortissimi. Si parte ancora, si va ancora dalla parte opposta con Luca Lombardi che va da Liam Rosi, torna fuori da Luca Lombardi. Ancora Luca Lombardi che qua a destra supera il centropista, cerca di saltare l'avversario, va giù, tutto regolare, si prosegue. Ambrosio va da Torner, a destra lo spagnolo, fermato bene da Rosi. Alex Raffaelli, riparte il centro, ancora Raffaelli, prova il tiro, Ognata dice di no, poi ancora molto bravo per un attimo Raffaelli, poi Danna, molta confusione, recupera la pallina Ipinazar che trova Kerekes, ancora per Ipinazar, si va ad Ambrosio, alza la testa il bomber del Forte e poi scarica lì per Torner. Possesso ancora rosso-blu, 23 secondi di possesso. Torner, la conclusione
Gomez attento a 4,34, a dire di no può ripartire il centro. Bel derby equilibrato, per il momento è giustissimo il pareggio. Romeo Danna, il capitano bianconero, va da Raffelli, ancora per Rosi, qua a centropista, ancora Rosi, scontro 7 contro 7, poi il tiro, ci arriva ancora una volta Gnata a dire di no, può ripartire il Forte dei Marmi. Ambrosio che cerca Kerekes che va giù e Chelsea dice andiamo, proseguiamo. Lombardi, 4 minuti alla fine del primo tempo, 1-1. Lombardi da fuori, fermato da Torner, che poi va anche a recuperare la sfera e va dalla parte opposta ad Ambrosio. Avanza Federico Ambrosio, si ferma su di lui Rosi, poi torna fuori ancora da Eric Torner, che salta Lombardi molto bene e trova ancora molto bene Ambrosio. Bella azione, Pinazar la mette al centro, non ci arriva il numero 7 del Forte, Diego Kerekes. Bellissima azione costruita dai giocatori del Forte dei Marmi, non sfruttata dal numero 7 rossoblù. Adesso Rosi che scarica per Luca Lombardi, si accenta Lombardi, trova bene Danna, contrastato però da due avversari, recupera la pallina la squadra di Mirko De Gerone con i Pinazar, pressato da Lombardi. Kerekes, ancora i Pinazar che trova Torner, trova ancora i Pinazar che controlla male, ma poi riesce a recuperare la sfera, passa dietro la porta di Gomez, c'è qualcosa in pista dietro la porta di Gomez che poi para. Infatti Chelsea stava andando a recuperare questo pezzo di gomma che è molto di Gomez, ma poi è arrivato il tiro e ha rischiato di essere colpito dalla pallina. Per fortuna poi dopo la parata di Gomez la pallina è uscita. Per il centro torna in pista Federico Mura, sono pronti anche Cinquini e Muglia, intanto si sta scaldando anche Tommaso Giovannelli, numero 78 del Forte, classe 2005, anche lui è uno dei 4 ragazzi terribili che sono arrivati dalla Serie A2 in prima squadra. Ancora i Pinazar, 2,42, la conclusione di Borgo, attento Gomez, può ripartire Danna. Borgo l'autore del vantaggio del Forte. Mura, tanto sventolano le bandiere bianconere. Raffelli, si va da Rosi, ancora per Federico Mura, avanza qua a destra Federico Mura, poi si ferma, ragiona, trova molto bene Capitan Danna, fuori per Raffelli, ancora Raffelli, prova la conclusione, fermato dai Pinazar, può ripartire Forte con Torner, su di lui Rosi, Torner, ancora lui e Muglia, bravissimo Gomez a dire di no, può ripartire il centro con Raffelli, subito in contropiede con Raffelli che cercava Danna, non lo trova, per un attimo aveva recuperato anche la pallina, poi la recupera invece i Pinazar, il tiro, Gomez a dire di no. Mura, velocissimi adesso le due squadre, ancora Mura, perde la sfera, la recupera Borgo, molto bravo, trova Torner, 1,45, si va ancora da Borgo qua a destra, in avanti la squadra rossoblù, dietro la porta Ambrosio, ancora Ambrosio, lui in possesso, guarda dove sono i compagni, poi scarica lì per i Pinazar, cerca Borgo, non lo trova, può ripartire il centro con Capitan Danna, supera il centropista, ancora per Mura, torna in pista Cinquini, fuori Raffelli, Elia Cinquini, Federico Mura, ancora lui, prova la conclusione da fuori, attento Gnata, però arriva sulla pallina ancora Mura, molto bravo, possesso ancora bianconero, cercava Danna e invece poi ci arriva Rosi, riesce a recuperare Rosi, riparte Borgo che trova Torner, in avanti il Forte, 55 secondi, Ambrosio, la conclusione, ancora Ambrosio, traversa, prima ha parato Gomez, poi traversa da Ambrosio e la seconda traversa colpita da Federico Ambrosio, mancano 50 secondi Roy. Bomber non si smentisce il Bomber anche se non al top, ha fatto vedere che c'è, ha colpito ancora la seconda traversa e quindi senza dubbio sfortunato nella circostanza il Forte dei Marmi. Il gioco comunque è fermo perché Chelsea deve comandare la ripresa a 2 da parte del centro giovani calciatori, già fatta con Elia Cinquini che viene in avanti. Le squadre
sono sbilanciate sia da una parte che dall'altra, proprio perché volevano cercare il vantaggio a chiusura di questo primo tempo. Da Mura per Rosi, ora il centro mantiene il possesso della pallina, almeno vuole farlo fino al termine. C'è il fischio di Giovine che comanda. No, è stato il Chelsea, Giovane aveva Chelsea lasciato andare, il Chelsea ha fischiato il fallo e c'è poi De dopo Girone, vedi, c'è De Girone che chiede spiegazione al Chelsea, il Chelsea in pratica gli sta dicendo che era fallo. le cose. C'è il quarto fallo di squadra per il Forte dei Marmi, 2 per il 100 giovani calciatori. Siamo a 28 secondi dalla conclusione del primo tempo. Mura riceve la sfera indietro da Rosi, il centro come detto vuol tenere la pallina fino al termine del primo tempo con Cinquini, il cui tiro viene respinto dai giocatori del Forte dei Marmi che vengono in avanti con Enrico Torner. Ipinazzar gira su se stesso, poi cerca di tirare con Gomez che in qualche modo ci mette la pezza. È finito il primo tempo sul punteggio di 1-1, il vantaggio su tiro diretto per il blu a Muglia realizzato da Borgo, poi c'è stato il rosso a Patrizio Ipinazzar. Mura tira, respinge il portiere del Forte de Marmignata, poi arriva alla rete di Mura al 14-29. Prima c'era stato un palo di Cinquini e poi 2 traverse di Federico Ambrosio. Linea alla regia, grazie ovviamente per la cortese attenzione, ci risentiamo per il secondo tempo qua dal Pala Barsacchi.
Amici all'ascolto, collegati nuovamente con il Pala Barzanchi. Prima del secondo tempo, che stanno intanto le squadre fanno l'ingresso in pista, con la nostra regia possiamo anche ritornare sull'episodio in cui c'è stata l'espulsione nelle file del Forte dei Marmi con un rosso diretto da parte dell'arbitro Alessandro Eccelsi di Novara dell'ex di turno Patrizio Ipinazzara. Ora vediamo se stiamo rivedendo che c'è stato questo contatto all'altezza del centropista tra Muglia e Ipinazzara. E c'è questa mano sul viso. L'arbitro ha ritenuto come un fallo di reazione, c'era stato questo contatto tra l'attaccante del Centro Giovani Calciatori e il giocatore del Forte dei Marmi. Lo rivediamo ancora una volta. Ecco qua. Lo rivediamo ancora una volta. C'è stato il contatto. Eccolo qua, la mano di Ipinazzara. Questa mano come per allontanare Muglia. E ora Eccelsi poi non ha dubbi. Eccelsi era lì come era vicino a Muglia nell'occasione del blu all'inizio della partita. Ora le squadre sono ritornate sul parquet per questo secondo tempo. È ovvio che il Forte dei Marmi ha perso un giocatore estremamente importante, Patrizio Ipinazzara, che si era già integrato alla grande. Quintetti di base, Gomez in porta per il centro, Cinquini, Rosi, Mura, Muglia, dall'altra parte Ambrosio, Ipinazzar, Torner in porta, Gnata e Borgo, quindi si riparte come nel primo tempo con Mura parte titolare al posto di Danna, poi il resto sono i quintetti base che hanno iniziato la partita. Forte Marmi con Borgo, c'è Ambrosio che viene confermato anche in questo inizio del secondo tempo, mentre all'inizio della partita era stato in panchina, ricordiamolo, con un problema a una mano per una micro frattura. È entrato da pochissimo. Sono 2 settimane. Mura da fuori e c'è stato questo recupera la pallina Muglia, ancora per Mura, grazie Roy, ancora Muglia e dalla porta di Gnata, alza e schiaccia, ci mette il guantone molto bene Gnata, con molto coraggio. Mura dalla porta di Gnata, 24 e 15 alla fine della partita, 1-1 fuori da Rosi, prova il tiro fermato da Torner, poi ci mette la stecca Muglia per un attimo, la recupera Samuele Muglia, il numero 9 bianconero, riparte lui, si accentra, poi cerca Rosi, la conclusione della gran parata di Gnata, la gran parata di Gnata, 23-55 ancora il centro con Mura, ma riparte Ipinazzar dalla parte opposta, si va da Borgo che cerca Ipinazzar, fermato da Cinquini, l'applauso del pubblico bianconero, Cinquini per Mura che non trova Muglia, ma che bella partita, abbiamo visto subito azioni pericolose in questo secondo tempo. Muglia qua a destra, avanza, salta Borgo, ancora Muglia in contrasto tra due, viene fermato, tutto regolare, riparte Ipinazzar, va da Borgo, ancora Ipinazzar, ancora Borgo, fanno girare, ancora Borgo, la chiusa, gol di Borgo, grande azione, grande gol al 23 e 19, grande gol di Borgo, la doppietta di Borgo davvero importante, che sale a 8 gol in campionato, un'azione costruita molto bene. Cioè, intanto Muglia, la squadra del Forte si dispera perché abbiamo avuto quell'azione in precedenza dove Muglia aveva trovato molto bene Rosi, la sua conclusione al volo, Gnata attentissimo, e poi è arrivato questa azione costruita molto bene dalla squadra di Mirko De Gerone con Borgo che trova la doppietta. Siamo 2-1 per il Forte quando mancano 23 e 12, riparte Federico Ambrosio a sinistra, va da Borgo, ancora Borgo, trova Ipinazzar, si va ancora da Ambrosio, ancora Ipinazzar che avanza per il Forte, scarica lì per Torner, ancora Torner pressato da Rosi, trova bene Borgo, autore di una doppietta, ancora Borgo, alza e schiaccia, attento Gomez, recupera la pallina Samuele Muglia, 22 e 40 alla fine della prima frazione, è il centro che va ad impostare Rosi, Mura supera il centropista, trova Muglia, la conclusione, ci mette il guantone molto bene a 22 e 32, Gnata, ancora Rosi davanti a Gnata, ancora Gnata a dire di no, 22 e 27, riparte il Forte, due azioni pericolose costruite dal centro, siamo già dalla parte opposta, inciampa un po' sui pattini Ipinazzar, può recuperare la pallina, il centro con Muglia che cerca di uscire da questa situazione. Mura
a destra, ancora Mura, avanza lui, si ferma, ragiona, torna fuori da Cinquini, avanza Elia Cinquini, prova a mettere questa pallina dentro, recuperata poi dopo una deviazione da Federico Mura, che torna fuori ancora da Elia Cinquini, ancora Muglia, la conclusione, Niata a dire di no, 21:40 Roi. Contropiede del Forte fermato da Cinquini all'altezza del centropista, la respinta, ancora la pallina ai bianconeri con Muglia che nonostante il pressing di Pinazzara è riuscito a scaricare su Rosi, da questi a Cinquini. Rosi ancora che si è fatto pericoloso in 2 occasioni, va a terra con il contatto con Enrico Torner, la conclusione di Muglia, ancora una volta la respinta del portiere Niata che è bravissimo in 3-4 conclusioni almeno. C'è l'intervento dell'arbitro Giovine per un ingaggio a 2 nell'angolo della difesa del Forte dei Marmi. 21 minuti alla conclusione della partita, 2-1. Del centro perché hanno anticipato loro. Sì. 2-1. La pallina 2. Ritornato in vantaggio il Forte dei Marmi. Mura e Muglia sono sulla pallina, dietro la porta di Ignata ha cercato Mura di trovare dal dietro, viene restituita la pallina al Centro Giovani Calciatori, c'era stato il fischio da parte dell'arbitro Chelsea, pallina che è ritornato subito in possesso del Viareggio con Cinquini, uno degli ex Muglia, alza il capo, mette in avanti e c'è una pallina che palo, forse la palo, non è entrata. Una pallina che non è entrata, Roy. Passeggia sulla linea di porta. Ha colpito il palo, ma secondo me una non è pallina entrata. Che passeggia sulla linea di porta. Vediamo se dopo se ce il la replay. Facciamo a vedere il replay. Ecco, vediamo, secondo me non è entrata. Guarda, non è entrata, no. Palo. Era E venuto poi fuori è rimasta lì sulla riga. Un palo al 20:37, quindi sì, poi c'è palo per il qua. CGC. Ora vanno a terra 2 giocatori. Sì. Qua il Centro Giovani Calciatori è stato sfortunato, come era stato Ambrosio nel corso del primo tempo quando aveva colpito 2 traverse. Esce Ambrosio e Pinazzara dalla propria area. Il tiro di Enrico Torner, la respinta di Pablo Gomez. Rosi parte dalla sua difesa, Borgo gli era di fronte, Cinquini, Rosi ancora per Mura che prova la conclusione da lontano, la respinta di Ignata, il Forte che con Ambrosio amministra la pallina, poi non sono riusciti a ritornargliela nel passaggio, si era smarcato davanti a Pablo Gomez, pronto per il centro a ritornare Luca Lombardi, come pure dalla parte opposta è Kerkes che si sta riscaldando. Sì. Ricordo che Patrizio Ipinazzar non è più in pista, rosso diretto per lui da metà del primo tempo, con i piedi uniti il portierone Viareggino è riuscito a dire di no, ma anche Ignata, ci sono questi 2 portieri in evidenza che sono stati protagonisti anche loro fino a questo momento di una partita che nel primo tempo ha regalato emozioni. Cinquini, il Forte vedete si è chiuso bene, Cinquini è messo fra 2 avversari, è riuscito in qualche modo a dare a Muglia, il cui tiro è debole. Muglia che riva giù. Muglia che riva giù, il contatto con Ipinazzar c'è lì che chiede scusa. Chiama tutte e 2, guarda la forza di Alessandro Chelsea, no? Che ha chiamato tutte e 2 e fa da pasciere, perché poi il bello dello sport è questo, no?
anche sta Gnata, richiamandoli tutte e due. anche Gnata è andato Vediamo lì. poi al replay cosa è successo, se riusciamo a vederlo, come abbiamo visto in precedenza con la pallina che Pinazzara navigava sulla parla riga. con Eccelsi. Ora vediamo. Vabbè, vediamo intanto, guardiamo, intanto è importante che sia tutto calmo, poi guardiamo se riusciamo a rivedere questa azione anche più avanti per capire bene. Però anche in questo caso il Chelsea è stato sicuro, è andato a fare da pacere. Muglia intanto è stato richiamato in panchina. Sì. Mura in avanti per Elia Cinquini, fermato, però Mura recupera prontamente la pallina indietro per Rosi. Cinquini, Mura, 18 minuti e 12 secondi a concludere il primo tempo, fermato Mura. Attenzione Enrico Torner, dietro di lui c'è Lombardi che non gli ha dato la possibilità di venire in avanti, c'è Ambrosio che viene disturbato da Rosi e la pallina si impenna. 4 falli di squadra per il Forte dei Marmi, 2 per il Centro Giovani, 2-1 il vantaggio della squadra di Mirko De Gerone sul Centro Giovani Calciatori. Mantiene il possesso della pallina ora il centro con Luca Lombardi, uno degli ex in pista, tenta la conclusione, va al lato, Rosi che riesce ad avventarsi sulla pallina, la perde, Enrico Tornera in avanti, dribbla stretto su Lombardi, indietro per Ambrosio, Ipinazzar, davanti a lui c'è l'ex suo compagno di squadra che è Elia Cinquini. Mantiene il possesso della pallina la squadra bianconera, bravo Lombardi a recuperare. Luca Lombardi avanza lui dopo aver recuperato una bella pallina, mette questa pallina al centro, non ci arriva Mura, riparte Ambrosio per il Forte, ancora Federico Ambrosio, la conclusione, attentissimo, Gomez a dire no, riparte il centro, ritmi altissimi, Liam Rosi a destra, poi torna fuori da Lombardi anche per far ragionare un po' la squadra bianconera, si va ad Elia Cinquini, ancora per Lombardi, ancora Luca cerca di entrare tra due avversari, non ci riesce, recupera la pallina di Pinazzara, conclusione al lato e poi si ferma dietro la porta, quindi gioco fermo. Fra le altre cose è stato chiesto il time out dalla squadra bianconera, esce Federico Mura ed entra in pista Capitan Danna, mentre il quintetto del Forte rimane con Tornelli, Pinazzara, Ambrosio, Borgo e Gnata, centro con in porta Gomez, poi Cinquini, Danna, Lombardi e Rosi. Partita bellissima, tantissime azioni da una parte e dall'altra costruite. Fino a questo punto forse onestamente sarebbe più giusto il pareggio, ma insomma le squadre stanno davvero giocando benissimo e da notare la partita che sta facendo questo Andrea Borgo, sapevamo, giocatore fortissimo e lo sta dimostrando anche stasera con la sua doppietta, niente da dire neanche dalla parte opposta, insomma due grandi squadre che stanno giocando una grande partita. Dalle altre piste il Grosseto vince 4-3 a Sarzana, il Monza e il Novara sono sul 2-2, il Valdagno e il Lodi sono sull'1-1, il Follonica ha ribaltato la situazione, vince 2-1 adesso con il Giovinazzo, mentre il Trissino dilaga a Sandrigo, vince 9-1 e qua come sappiamo siamo sul 2-1 per il Forte, pallina 2 sulla pallina Borgo e Cinquini, la recupera poi Luca Lombardi, si può ripartire, viene trovato, anzi no, Danna perché Torner ferma la sfera, può ripartire Forte, ancora Torner per il Pinazzara, conclusione! Gomez o forse la traversa, non ho visto benissimo, ma insomma un'altra azione pericolosa costruita dal Forte sulla ripartenza. Elia Cinquini, Luca Lombardi, ancora Luca Lombardi qua a sinistra, scarica per Elia Cinquini, 16-13, 2-1 per il Forte, falli di squadra, 4 per il Forte, 2 per il centro, avanza Rosi a sinistra, a destra, dietro la porta di Gnata, ancora Rosi, gli tocca la pallina con la stecca, Gnata può ripartire il Forte, Borgo prova la conclusione, la recupera però Lombardi, finta il tiro, si allunga la sfera qua nell'angolo, poi cerca di tornare fuori da un compagno, tanto sta parlando con Roberto Giovine di Salerno, possesso bianconero, sulla pallina Capitan Romeo Danna, pronto a scaricare lì per Lombardi. Eccola, si riparte, Lombardi nell'angolo, cercava ancora Danna ma recupera bene il Forte, Ambrosio
si va da Ipinazar che va dalla parte opposta da Torner, ancora Ipinazar ad impostare per il Forte, trova Borgo che sta sempre di più diventando un titolare di questa formazione, il giovane Andrea Borgo. Poi ha trovato Federico Ambrosio dalla porta di Gomez. Ragione Ambrosio, cerca di sfruttare tutti i 45 secondi di possesso, ne mancano 8, deve tirare il Forte. Pinazar preferisce scaricare là dove non c'è nessuno, però intanto il possesso è durato 45 secondi, può ripartire Lombardi che trova Rosi, 14,57, 2-1 Forte, ancora Luca Lombardi, in avanti per il centro, scarica lì per Liam Rosi, avanza Liam Rosi, mette questa pallina al centro che però viene recuperata dai Pinazar, non raggiunge Danna, ancora il Forte, ancora Borgo, avanza lui, cerca Ambrosio, ci mette la stecca per un attimo Gomez, lottano Cinquini e Ambrosio, alla fine però recupera il Forte con Torner, c'è una pallina alta, può ripartire il centro, però è tutto fermo, come dice Alessandro del Chelsea, c'era questa pallina alta, poi il centro è ripartito subito, ma onestamente aveva visto bene il direttore di gara, dovevamo ripartire con la pallina a terra. Allora Lombardi, riparte il centro, Luca Lombardi, ancora lui, viene fermato, poi riparte Pinazar, Danna cerca di contrastarlo, si va da Borgo, scarica lì per Torner, ancora Eric Torner che va dai Pinazar, ancora lui prova la conclusione, sporcata da Lombardi nell'angolo, recupera tutto, Federico Ambrosio, si accentra il bomber rosso-blu, la conclusione che poi va fuori, alta, c'è il time out adesso chiesto dal Forte dei Marmi quando mancano 13,53 alla fine della partita, una partita davvero bella con tante azioni costruite da una parte e dall'altra, un ottimo Forte dei Marmi, ma onestamente un ottimo centro che sta dimostrando quello che sta costruendo in questa stagione da neopromossa, con una squadra solida, con un allenatore come Alessandro Copisti che sta davvero dando qualcosa in più, come il direttore sportivo Nicola Palagi, e questo si vede anche dalle tante persone che stanno riempiendo sempre di più il Pala Barzanchi. Il centro sta giocando con tutti in questa stagione, quello che era già successo con la corazzata Trissimo sta succedendo anche stasera con i campioni d'Italia in carica. Siamo 2-1, finisce il time out, si può ripartire, mancano 13,53 alla fine del possesso di bianconero, in pista Gomez in porta, Raffelli, Cinquini, Danna e Lombardi per il centro, controllo alto di Danna, dall'altra parte in porta Agnata, poi Pinazar, Torner, Borgo e poi è tornato in pista Diego Quereques, classe 2004, un altro dei giovani che dalla Serie A2 sono stati promossi in Serie A1, e onestamente il Forte fino a questo punto ha fatto molto bene a promuovere questi 4 giovani in prima squadra, perché i risultati sono ottimi. Il possesso ancora della squadra rossoblu con Borgo, va da Quereques, Diego Quereques, e poi trova bene i Pinazar, fanno girare pallina, hanno ancora 18 secondi di possesso i giocatori del Forte dei Marmi. Borgo, trovato ancora i Pinazar, grande gol, grande gol di forza, i Pinazar a 13,10, grande gol, 13,10 i Pinazar, grande gol di potenza, l'ha infilato, avete visto, nell'angolino alto, ha picchiato nell'angolino alto dove poi sul nulla palo, ha insomma, potuto, però è stato, vediamolo, eccolo qua, prende il palo grande alla gol, sinistra di Gomez e poi si insacca. 3-1 Forte Roy. Gol di Francisco Ipinazara per questo 3-1 con una conclusione potente su cui Pablo Gomez nulla ha potuto. Un fraseggio
da parte dei giocatori in maglia rosso-blu, che si è concretizzato con questa botta secca da parte del giocatore del Forte dei Marmi, che nelle sue corde ha anche i gol, quindi sicuramente un elemento importante nell'economia del gioco rosso-blu. C'era stata una protesta da parte dei giocatori nei confronti dell'arbitro e Chelsea, che comunque è lì, che continua la sua direzione di gara, ha dato delle spiegazioni, ovviamente non ritornando indietro su quello che aveva deciso. Torner, Forte ora chiaramente gioca con questi 2 gol di vantaggio sul Centro Giovane. Ora stava per perdere Luca Lombardi la pallina, l'ha persa su Borgo che l'ha intercettata Kerekes, è lui ora che la perde per il pressing di Alex Raffaelli. Danna per Lombardi, il tiro di Lombardi, la respinta a mano aperta del portiere Richignata, indietro a Lombardi. 11 minuti alla conclusione della partita, 3-1 il vantaggio in questo derby numero 68 al Pala Marzocchi da parte del Forte dei Marmi. La conclusione di Cinquini al lato, prende ancora anche il Centro Giovani Calciatori che va a ripiegare, tanto mantiene ancora la sfera la squadra rosso-blu. Federico Ambrosio è ritornato in pista, ha respirato qualche minuto al lato, è uscito Eric Torner, anzi no, è in pista, è uscito Borgo, autore di 2 gol. Luca Lombardi tenta di alzare la pallina, di superare Kerekes, che è stato bravo nel rimanere fermo e quindi nel bloccare il giocatore avversario. Tanto i minuti passano, il pubblico di Marca Viareggina continua il suo tifo per poter cercare di caricare e rincuorare la propria formazione sotto di 3 gol rispetto al Forte dei Marmi. Era riuscita a pareggiare nel primo tempo, andando al riposo sul punteggio di 1-1 al gol di Borgo sul tiro diretto. Era arrivato il gol di Mura, intanto c'è il Centro Giovani Calciatori che ha richiesto un time out, tanto Daniele sta guardando alcuni risultati. Qualcuno, vai Daniele. Sì, allora il Grosseto vince ancora 4-3 a Salzana, è finita Monza Novara con la vittoria dei Lombardi per 4-2, Valdagno Lodi 1-1, Follonica Giovinazzo 3-1, mentre il Trissino vince 11-2 a Sandrigo. Trissino che l'avevamo visto qua a Viareggio, ma che a Viareggio il Centro Giovani Calciatori avrebbe meritato sicuramente il 6-6. Nonostante questo la squadra bianconera comunque è ancora in partita, mancano 10 minuti ancora da giocare, nell'hockey sono un'infinità e quindi vediamo se ci sarà da parte della squadra di Alessandro Cupisti la possibilità di trovare ancora dei gol. Il Forte dei Marmi comunque, nonostante non giochi Patrizio Pinazzara perché è stato espulso con un rosso diretto, sta cercando di far ruotare i suoi giocatori, anche se sono rimasti quasi sempre in pista. Intanto c'è Pablo Gomez che a momenti fa gol, ha parato perché ha respinto la pallina dalla sua porta e è andato a quell'avversaria dove Richignata. Nicolò Puccinelli in pista, Roy. Intanto c'è appunto Puccinelli in pista, la pallina però riconquistata dal Forte dei Marmi, esce bene, bravo Gomez, Richignata su Ambrosio. Puccinelli va con un tiro accompagnato, riesce a guadagnare una ripresa del gioco a 2. Anche in questo caso Alessandro Cupisti vuol cercare di sfruttare anche gli altri giocatori che ha in panchina, proprio in considerazione del fatto che
c'ha qualche numero in più, però c'è il contropiede del Forte dei Marmi che con Eric Torner ha dato l'illusione esterno della rete, però sembrava della rete, è arrivato, gol. si è disperato anche lui. Siamo a 9 minuti e 30 secondi dalla conclusione della partita, il punteggio è di 3-1 a favore della squadra di Mirko De Gelone. Eric Torner viene contrastato da dietro da Rosi, ha scaricato la sfera su il Pinazzara, Federico Ambrosio, di fronte a lui c'è Puccinelli, il Pinazzara ancora, è Mura che lo guarda, il Forte che ha recuperato la pallina, se n'è impossessato con Ambrosio che scambia con Kerkes, ritornato in pista anche lui. Ora cerca il Pinazzara di superare Mura, fermato da Muglia che ha fatto il suo ritorno in pista anche lui, va dietro la porta di Richignata. Mura cerca, Muglia cerca con un'alza e schiaccia, però adesso Cupisti prova tutto, no? Con 3 punte, perché c'è Mura, Muglia e Puccinelli. Tenta appunto ovviamente di avere una squadra a trazione anteriore, sta perdendo 3-1 e vuole quantomeno cercare di ritornare in partita, trovando un gol ancora che può riaprirla, anche se chiaramente intanto va a terra. Si è fatto male, si è fatto male Mura, però si rialza, chiaro che è andato giù di peso, ha un fisicone, tanto c'è Rosi, è uscito Borgo è tornato, è uscito Kerkes. Anche Mirko De Gelone con questi uomini che c'ha cerca ovviamente di ruotarne qualcuno, anche se ci sono degli elementi che sono in pista proprio dall'inizio della partita, proprio perché la rosa si è assottigliata con il rosso a Patrizio Pinazzara a metà del primo tempo. È stata chiaramente una decisione che ha condizionato e non poco il Forte, che nonostante questo è sul punteggio di 3-1, 5 falli di squadra per il Forte, 2 per il CGC. Muglia si va fuori da Mura, da fuori, Richignata ancora molto attento, davvero bravissimo Richignata anche stasera. Si va da Borgo, recupera questa pallina dietro la porta di Gomez, possesso del Forte con Borgo, ancora lui, fuori dai Pinazzar, ancora per Borgo, è pronto Elia Cinquini a tornare in pista, si trova Ambrosio, il tiro al lato, recupera Samuele Muglia, il centro spinge, Muglia prova la conclusione, fermata da Ambrosio, riparte il Forte con Borgo che trova ancora Ambrosio, poi Torner che ha cercato Ambrosio, il miracolo di Gomez a 7 minuti dalla fine della partita. Muglia dalla parte opposta per Puccinelli che mette questa pallina al centro, recuperata molto bene da Federico Ambrosio che trova Torner, ancora Gomez a dire di no, bravissimo anche il portiere bianconero, Rosi si va da Muglia, adesso è il momento fondamentale per spingere per il centro, ma può ripartire in velocità ed è molto pericoloso il Forte. Niccolò Puccinelli urla, Alessandro Cupisti prova il tiro, poi va giù, tutto regolare, si va da Ambrosio, da Borgo che salta, Mura ancora per Ambrosio e trova il gol. Federico Ambrosio lo ha inseguito a 6:22. Lo ha inseguito, lo voleva il gol, arriva il gol di Ambrosio, il bomber rossoblu, il suo quinto gol in questa stagione, voleva il gol dopo questo infortunio, ha trovato questo gol che è il 4-1 per il Forte. È chiaro che ora diventa difficile, diciamo che ma bisogna anche ricordare che il centro ha giocato una grandissima partita, è sempre stato lì, un gol importante, ha messo in difficoltà il Forte per tutta la partita. Questo secondo tempo Ambrosio che ha realizzato il suo gol che ha inseguito nell'arco di questa partita, è il quinto gol, un gol davvero importante, tanto stiamo per ripartire. Pablo Gomez non ha potuto fare nulla, non ha potuto fare nulla, una partita comunque che il centro ha giocato benissimo, ha cercato in tutti i modi di fermare
il Forte dei Marmi, tante azioni costruite, Ignata davvero bravissimo, bravissimo anche Gomez, ma poi in questo secondo tempo poi sull'inerzia della partita con il vantaggio dopo il 2-1 del Forte in contropiede, come si dice nel gioco del calcio, il Forte è riuscito a mettere sempre qualcosa in più in questa partita, tanto la pallina finisce nella curva dove ci sono i supporters del Forte dei Marmi. Aspettiamo che la pallina torni in pista, viene rimandata in pista sulla pallina Romeo Danna. Comunque niente da recriminare per i ragazzi di Alessandro Copisti, che anche stasera hanno dimostrato di poter giocare una stagione ad ottimi livelli contro tutte le squadre. Tanto Mura, e ancora lui trova l'alza e schiaccia, poi la pallina è alta secondo il Chelsea, può ripartire il Forte con Borgo che trova i Pinazar, si va da Torner, ancora lui, cercava Ambrosio, non riesce nel primo tempo a raggiungere la pallina il bomber della nostra nazionale, poi c'è anche un fallo su di lui ed è il terzo fallo di squadra per il centro, quindi possesso per il Forte dei Marmi quando siamo a 5:55 dalla fine della partita, con il punteggio che vede gli ospiti, ovvero il Forte dei Marmi, in vantaggio 4-1 sul CGC Viareggio. Ancora Borgo che trova i Pinazar, adesso diventa anche difficile trovare la quadra, ci prova Mura da fuori, poi colpisce un avversario, può ripartire il Forte, bravissimo Elia Cinquini a recuperare questa pallina, ancora Elia Cinquini trova Danna che per un attimo non controlla ma poi recupera la pallina, dietro la porta di Ignata con Mura, ancora Federico Mura, va fuori da Rosi, ancora Rosi che cerca, ancora Mura, non riescono a trovare la rete bianconeri, poi Mura, ancora la sua conclusione. Ignata è attentissimo, va anche a pulire la visiera, possesso bianco-nero, Ignata superlativo anche stasera, come diceva anche Roy all'inizio della nostra telecronaca, è stato dichiarato il miglior portiere della scorsa giornata, quella con cui il Forte ha vinto in casa contro il Monza, ma anche stasera Ignata ha dimostrato di essere un portiere fortissimo a livello mondiale. Aspettiamo che Ignata sia pronto, il possesso è bianconero con Capitan Danna sulla pallina, pronto a scaricare lì per Mura, si va fuori da Cinquini, prova da fuori, sporcata la sua conclusione, poi viene recuperata da Danna, ancora Federico Mura per Danna, recupera però il Forte, può ripartire Federico Ambrosio e poi scarica lì per Borgo, fermato. Riparte il centro, si va da Mura, fermato dai Pinazar, recupera la pallina comunque Danna, la balaustra nell'angolo Mura, 4:50, Federico Mura, ancora lui, scarica fuori per Elia Cinquini, la conclusione, Ignata attentissimo, con questa pallina che si alza, viene fermato un po' tutto dai direttori di gara, il possesso è del centro del Forte, vediamo cosa ha deciso del Forte. Ha deciso il Chelsea dopo questa pallina alta. Torner, si va da Ambrosio che trova ancora Borgo in possesso di sfera, salta Danna, va ancora da Ambrosio, su di lui Cinquini, ancora 28 secondi di possesso per la squadra del Forte dei Marmi, viene fermato da Danna Torner, riparte il centro, si va da Federico Mura qua a sinistra, finta il tiro, poi cerca Danna che non trova l'impatto con la pallina, era un'azione ottima quella costruita dai bianconeri, riparte Elia Cinquini, ancora lui, gli ruba la sfera a Torner il tiro, Gomez molto bravo a dire di no, poi è bravo Cinquini a cercare di recuperare perché stava diventando pericolosa questa situazione, adesso il Forte che può rimpostare ancora con Borgo che va da Ambrosio, si va fuori da Ipinazar e poi trova nell'angolo ancora Borgo, bravissimi tifosi bianconeri che continuano ad incitare il centro, riparte Liam Rosi, 3:30, Rosi fermato da Ipinazar, la sua conclusione, si va da Cinquini, Romeo Danna
fuori da Cinquini, possesso ancora bianconero, 30 secondi di possesso. Mura trova Rosi, si allunga la pallina, la recupera, cerca di controllarla, va da Danna, Romeo Danna fuori da Mura, Mura al tiro, toccato da Borgo, poi lo recupera di Pinazzar, si va da Ambrosio, 3 minuti alla fine, siamo 4-1 per il Forte dei Marmi. Questa sfera poi recuperata da Federico Mura, autore dell'unica rete bianconera nel primo tempo. Ancora Mura, ancora Mura, ancora Mura, viene fermato dai Pinazzar là nell'angolo e poi c'è il fallo di Federico Mura sui Pinazzar. È il quarto fallo di squadra del centro, 5 del Forte, 2:46, 4-1 per il Forte dei Marmi. Bisogna forse pulire la pista, vediamo cosa ha deciso Giovine, si può ripartire subito. Federico Mura lascia lì la pallina, manca poco alla fine di questa partita. Il Pinazzar è pronto a toccare a Tornero, ancora Tornero che trova Ambrosio, Ambrosio che va dai Pinazzar, ancora per Borgo, viene fermato tutto possesso del Forte, così decide Roberto Giovine di Salerno. 2:35 si riparte, ormai la partita sta arrivando ai titoli di coda. Ancora Ambrosio, bravo Gomez, perché poi bisogna anche dire che il centro non merita un passivo pesante. Mura trova Danna, ancora grande Ignata a dire di no, si va dalla porta opposta con il Pinazzar, ancora Borgo, ancora lui in possesso di pallina, poi la perde, la recupera il centro, riparte Mura, ancora Mura che trova Cinquini al lato, 1:57 Roy. Siamo ormai allo scadere di questa partita, il punteggio è 4-1 per il Forte dei Marmi, c'è davvero poco margine per il Centro Giovani Calciatori, anche diciamo in un miracolo per poterla rimettere in piedi, manca ormai poco al termine. Il Forte nel secondo tempo è riuscito a dilagare, a trovare questi 3 gol che hanno chiuso definitivamente la partita, mettendola tutta in salita per il Centro Giovani Calciatori, che fino in fondo ci sta credendo. Comunque va ora giù giocatore del stato Mura, che ha spinto alla balaustra Borgo. Siamo 6 falli di squadra ora per il Centro Giovani Calciatori, che nel giro proprio di pochi minuti finali della partita ha superato per i falli il Forte dei Marmi, che era stato sempre in testa, 6-5, mentre invece il punteggio per ciò che riguarda il gioco è di 4-1, con Ambrosio che manovra, è riuscito a resistere a una carica tra virgolette di Mura, che poi ha subito il fallo. L'arbitro ha interrotto la manovra comandando la punizione a favore dei bianconeri. Sono 6 per parte ora i falli di squadra. Cinquini che chiedeva spiegazioni a Eccelsi perché non aveva capito la sua decisione. Il Pinazzar, apertura laterale per Rick Torner in profondità, chiede la pallina Ambrosio, Borgo si scontra ancora con Mura, era andato giù il giocatore del Forte dei Marmi, autore di una doppietta, l'altro gol di Pinazzar e poi di Federico Ambrosio. Enrico Torner si spiega con Mura, tocca i Pinazzar, intanto c'è Cinquini che viene davanti, siamo a 50 secondi dalla conclusione della gara. Borgo non ha consentito a Cinquini di andare al tiro, c'è Mura messo tra 2 avversari, viene fermato da Ipinazzar e da Torner, reclama perché voleva chiaramente l'intervento dell'arbitro Eccelsi, che così non c'è stato. C'è il Forte che conclude la partita in possesso di sfera con Borgo che tenta di andare via in mezzo a 2 avversari, va giù
Cinquini, il tiro di Rosi, poi è Mura che con una mano sola colpisce la pallina. Cinquini cerca, siamo alla fine della partita, la partita che finisce qui. Il Forte dei Marmi vince il suo derby numero 68 qua al Pala Barzanchi con il punteggio di 4-1, primo tempo 1-1 con il gol in vantaggio per il Forte di Borgo su tiro diretto, il pareggio di Mura, poi c'erano state due traverse da parte di Ambrosio, un palo in precedenza di Cintini per il Centro Giovani Calciatori. Nella ripresa è stato Borgo che ha segnato il gol del 2-1, poi c'è un palo del CGC, Ipinazzara trova il 3-1 e poi il 4-1 viene realizzato da Federico Ambrosio che è ritornato al gol. Ricordo il cartellino rosso di Ipinazzar Patrizio, l'ex di turno da parte dell'arbitro e Churchill, l'abbiamo rivisto un paio di volte nell'intervallo, l'abbiamo riproposto anche nel corso del secondo tempo, il contatto tra i due giocatori, l'arbitro ha punito diciamo un braccio un po' alto come per allontanare il giocatore e lo ha interpretato come un fallo di reazione del giocatore del Forte dei Marmi. Il derby, come detto, se lo aggiudica il Forte dei Marmi che è stato più cinico, più preciso diciamo nelle conclusioni a rete, però il Centro è rimasto in partita fino in fondo, c'è stato un momento in cui il pareggio sembrava potesse essere alla portata dei bianconeri, poi ovviamente il mestiere e il cinismo dei giocatori del Forte dei Marmi ha fatto la differenza, loro hanno fatto il gol e il Centro Giovani no. Sì, è vero, abbiamo avuto anche un grande Ignata, un grande Gomez, insomma alla fine il Centro continua a dimostrare di essere una squadra che può levarsi tante soddisfazioni in questa stagione e quindi noi siamo vicini ai bianconeri perché sono in grado davvero di farci divertire, questo pubblico che sta tornando al palazzetto è davvero una nota positiva di questa serata. Poi giustamente il Forte sappiamo che è una squadra che anche se ha ridimensionato la sua rosa è sempre una squadra che può lottare per i piani alti di questa classifica. Da Daniele Maffei e Roy Lepore è tutto, grazie anche ovviamente ai nostri tecnici, veramente meravigliosi a risentirci sempre alle prossime occasioni qua dal Pala Barzanchi. Buonanotte.